Due agenti di polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto del carcere Due Palazzi di Padova. Uno dei due agenti ha dovuto ricorrere alle cure dei medici che hanno stabilito per lui una prognosi di 30 giorni. La notizia è stata resa nota da Giovanni Vona, segretario per il Triveneto del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Un detenuto straniero, ristretto al secondo blocco B del carcere, racconta Vona, ha lanciato del pane indurito contro due poliziotti. La peggio l'ha avuta l'ispettore di servizio con 29 giorni di prognosi, mentre un terzo agente è stato minacciato con una lametta. Fortunatamente non è successo nulla, ma questo detenuto è l'ennesima volta che si rende responsabile di minacce, resistenza e aggressioni al personale di polizia penitenziaria e continua a rimanere inspiegabilmente in questo istituto. Donato Capece, segretario generale del SAPPE, sollecita urgenti provvedimenti a tutela della polizia penitenziaria in servizio. Sarebbe opportuno, dice, dotare al più presto la polizia penitenziaria del taser o comunque di uno strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato.